Il nostro collettivo e anche la nostra associazione nasce per mettere in discussione la concentrazione del potere e quindi i nostri obiettivi sono concentrati su delle campagne contro delle società, di solito private o private sotto controllo pubblico, che possono determinare delle politiche energetiche e sociali diverse e invece non lo fanno. Il nostro ruolo è quello di disperdere il loro potere in modo tale che la gente possa cominciare a riconquistarsi, riorganizzarsi, rigestirsi queste risorse che sono in parte pubbliche e in parte private. Il nostro lavoro ha varie sfaccettature in base al tipo di società contro la quale costruiamo una campagna e le leve che noi utilizziamo sono diverse, c'è l'informazione e la controinformazione, ma c'è anche la relazione con le comunità impattate e la creazione di coalizioni internazionali per sostenere le nostre tesi, soprattutto sulle politiche, ma anche sul contrasto di queste aziende che fanno quello che definiamo business as usual. Facciamo anche ancora sempre di meno purtroppo azionariato critico, perché purtroppo delle leggi ci stanno limitando in questo senso, in questa fase storica, e facciamo ovviamente strategie legali, cioè proviamo a costruire le strategie legali che costringano invece che convincano queste società a ridurre i loro impatti. C'è stato un grosso problema che è stata la pandemia, perché c'erano delle nuove generazioni che scendevano prepotentemente in piazza con il fenomeno di Fridays for Future, di Extinction Rebellion. E purtroppo la pandemia e il lockdown è stato una problematicità che, al di là dell'attivismo, è stato proprio un impatto sociale su certe generazioni, che erano le generazioni che concludevano la scuola dell'obbligo in quel periodo, che cominciavano l'università in quel periodo, che ha creato delle problematicità. Ma io penso che i cicli di lotta e di resistenza ci sono, e quindi finito uno ne inizierà un altro. Io penso che c'è un grande bisogno dal mondo della cultura da una parte e dal mondo della comunicazione e del giornalismo dall'altro di una presa di posizione, cioè di più coraggio. E capiamo che i giornalisti, soprattutto in quest'ultimo periodo, vengono pagati poco e male, che c'è un grosso ricatto occupazionale. Però se uno vuole fare il giornalista deve coraggiosamente ricostruire delle storie più collegate alla realtà possibile e meno influenzate da quelle che sono le narrazioni mainstream. Cioè fa parte del mandato e dell'etica del giornalismo. PNRR è stata la più grande iniezione di risorse pubbliche nella nostra economia da svariati decenni. E purtroppo i soldi non sono stati spesi benissimo, c'è un problema complessivo che abbiamo visto proprio di implementazione dei progetti, però c'è un altro problema di cui si parla poco, che riguarda proprio le scelte che sono state fatte a monte rispetto a come questi soldi dovevano essere utilizzati. Nel settore dell'energia si è scelto di dare spazio all'idrogeno, in particolare all'idrogeno verde, e con 3,64 miliardi complessivi, di cui però solo una quota parte abbastanza piccola è dedicata proprio allo sviluppo di hydrogen valleys, e quindi ha dei siti di produzione in loco di idrogeno verde che dovrebbe essere idealmente anche utilizzato in loco. Quello che abbiamo visto noi è che si è creato un po' un contrasto tra quello che è stato detto, cioè quello che è stato dichiarato che il governo italiano vorrebbe fare, e quello che poi si sta facendo o che le aziende vorrebbero si facesse. E cioè abbiamo una situazione in cui le grandi aziende dell'oil and gas in particolare, mi riferisco soprattutto a Snam, che è la società che si occupa proprio di tutta l'infrastruttura del gas,
che vorrebbe proprio creare un mercato dell'idrogeno, quindi ha una visione molto grande sia del tipo di infrastrutture che servono, ma anche delle quantità di idrogeno che servirebbero, e sta chiedendo aiuti, sussidi pubblici in varia forma proprio per le infrastrutture, che sono un problema enorme. Cioè, se la visione deve essere quella di poco idrogeno da utilizzare solo per le industrie hard to abate, quindi i settori che non si possono decarbonizzare altrimenti, allora la strada dovrebbe essere quella delle hydrogen valley, cioè produciamo esattamente in loco solo quello che serve. La visione di Snam è invece una visione in cui l'idrogeno potrebbe essere usato per qualsiasi cosa, dovrebbe essere trasportato su lunga distanza, quindi con un livello di inefficienza e anche di utilizzo di energia proprio per lo stesso trasporto, per lo stesso stoccaggio e per la processazione di questo idrogeno, che sono insostenibili e che quindi ci mostrano una strada molto diversa, che ha a che fare molto con la sopravvivenza di questa azienda, quindi con la visione di come Snam supererà i target e quindi anche queste date del 2030, 2040 e 2050, ma non hanno a che fare con una visione complessiva di decarbonizzazione e neanche con una visione di giustizia sociale, che è quella che per noi è fondamentale, perché oltre a ridurre il nostro impatto sull'ambiente, per noi è anche importante come lo facciamo. Cioè, in questa equazione finale chi vince e chi perde, e non può essere che nella visione nostra del futuro non ci devono essere le fasce più povere della società, né tutti noi né le persone che vivono nei paesi fuori dall'Unione Europea tra i perdenti. Dobbiamo trovare una strada che funzioni per tutte e per tutti noi e per il pianeta complessivamente. Per cui deve essere una strada in cui anche il tema dell'energia si deve democratizzare, quindi ci deve essere la sostenibilità, ma ci deve essere anche l'accessibilità. Non possiamo immaginare che appunto i prezzi dell'energia continuino a salire come sta succedendo, perché governa il mercato, e che quindi alcuni si arricchiscano in questo scenario, ma la maggior parte si trovino in una situazione in cui non c'è più neanche l'accesso all'energia. Il giornalismo italiano paga un dazio tremendo, perché i giornalisti sono pagati poco, hanno poco tempo, gli vengono chieste delle cose a volte impossibili e quindi non c'è più spazio per il giornalismo d'inchiesta. Il giornalismo d'inchiesta è un giornalismo che ha il tempo di studiare, di ricercare, di parlare con fonti diverse e quindi di trovare una sintesi che sia veramente quell'informazione che poi serve a un dibattito più grande. Quindi cosa succede? Succede che le aziende passano delle veline, le veline vengono riprese dai giornali e quello spazio di inchiesta non c'è più. Questo è un problema enorme, perché purtroppo mette le persone, chi cerca di informarsi leggendo anche i giornali, in una situazione in cui il tipo di informazione che riceve è monocanale, cioè è l'informazione delle aziende o l'informazione del governo, e a volte purtroppo le politiche vengono scritte dalle stesse aziende, quindi capiamo che è molto difficile farsi un'idea di quello che veramente servirebbe. In Italia purtroppo la struttura economica è estremamente dipendente dai combustibili fossili, siamo tra i paesi in Europa più dipendenti dal gas e negli ultimi anni abbiamo aumentato questa nostra dipendenza, e quindi lo spazio per parlare delle rinnovabili, ma anche di un modello incentrato sulle rinnovabili che non sia centralizzato, ad esempio, è pochissimo. Quindi parlare di comunità energetiche, parlare di democratizzazione dell'energia, parlare di un modello diverso di produzione e di utilizzo dell'energia, di riduzione dei consumi, in Italia è assolutamente utopico. Lo fanno in pochi e hanno pochissimo spazio sui media e nell'opinione pubblica, diciamo. Questa è un'informazione che si trova proprio con grande fatica.
Secondo noi bisogna darsi il tempo e lo spazio per andare nei posti, per verificare le informazioni, per trovare delle modalità di racconto di quello che succede sui territori, che possa essere anche di ispirazione per chi magari sta cercando di iniziare un percorso alternativo ma non sa se ce la può fare oppure no. Quindi cercare di trovare una lettura che sia anche un po' politica, ecco, di quello che sta succedendo, di quello che si può fare, e per fare questo serve tempo, spazio e bisogna proprio dedicarci l'intenzione e l'energia.